Appena concluso il Regional Day Veneto 2014 maschile, siamo con Mario Barbiero, allenatore del Club Italia maschile, che ha diretto i lavori. Mario, un bilancio di queste 4 ore e mezza quasi di lavoro? Il bilancio è sicuramente positivo perché allenare giovani di questa età e conoscere le nuove promesse della pallavolo veneta credo che sia una cosa molto bella, molto positiva. Il livello, come al solito, l'ho trovato molto buono sia dal punto di vista fisico che tecnico. Credo che si è comunque sulla strada giusta, nel senso che sono giovani che stanno crescendo, bisogna avere pazienza, dargli tempo di crescere e sicuramente vedremo giocatori importanti. Per quel che riguarda la giornata di oggi, io ritengo che sia stata molto positiva perché abbiamo visto una cinquantina di ragazzi molto attenti, molto abituati a stare in palestra, quindi significa che il lavoro che fanno con i loro tecnici sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista della gestione dell'allenamento è sicuramente molto buono. Una grande attenzione all'allenamento e una grande attenzione anche alle sollecitazioni tecniche che gli abbiamo dato, quindi credo che il bilancio è estremamente positivo. Ok, quali i segni più positivi della giornata e dei ragazzi e quali magari su cui invece continuare a lavorare con più intensità? Gli elementi positivi è che ci sono ragazzi di buone caratteristiche fisiche, con loro bisognerà fare un lavoro un pochettino più accurato e qua daremo una mano anche noi come settore nazionale a verificare un po' quelle che sono le capacità, le qualità e segnare un percorso individualizzato, quindi questo è il primo aspetto. Le cose su cui dobbiamo migliorare, ma è una cosa che vale per tutta la pallavolo giovanile, è un grande lavoro sulla tecnica, ma soprattutto sulla specializzazione della tecnica che poi viene utilizzata in gioco. Un ultimo cenno sull'impianto, il Palafabris, impianto importante per i giovani del Veneto, una cornice importante per loro. Allenarsi qua credo che sia il sogno di tutti, è una cornice meravigliosa sia per la struttura, per come viene tenuta questa struttura che è veramente da invidia e credo che sia una giornata che i ragazzi ricorderanno con grande emozione. E speriamo di vederli un giorno magari giocare tra qui. qualche anno. Magari, ce lo auguriamo tutti anche perché il giro che facciamo per l'Italia, io giro tutte le regioni, ha come obiettivo questo, quello di creare giocatori per la Serie A, per la nazionale, null'altro. Allora grazie Mario Barbiero e buon lavoro. Grazie a voi, in bocca al lupo.